Questo spettacolo è uno spettacolo che parla del futuro, che si rivolge al futuro. Per questo mettiamo in scena molte canzoni nuove, per questo mettiamo in scena molta tecnologia, portiamo in scena molti marchingegni fantasmagorici. Datemi una stella, io mi stendo sulla schiena. Siamo al termine del countdown. Domani sera, nella splendida cornice della Valle dei Templi, Jovanotti salirà sul palco per il più grande evento dell'anno, l'Ora Tour 4D, il nuovissimo spettacolo di Lorenzo Cherubini che proporrà al vasto pubblico le canzoni contenute nell'omonimo album e alcuni suoi cavalli di battaglia che ne hanno fatto la storia dell'eclettico cantante romano. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. E questa canzone è soltanto una delle hit più recenti che Jovanotti proporrà domani sera al mega concerto, caratterizzato da una macchinosa scenografia che con effetti speciali riuscirà davvero a sorprendere il pubblico. Effetti di sdoppiamento, digitalizzazioni, distorsioni, ma senza mai perdere di vista lo stile inconfondibile di Jovanotti, che porterà sul palco quell'insieme di ritmi, stimoli, melodie e visioni sonore che è Ora, il suo ultimo album uscito ad inizio 2011. Domani è già qui. Senza però mai dimenticare il forte impegno nel sociale dell'istrionico cantante. Canzoni come Domani, dedicata ai terremotati dell'Aquila, e Il cuore, canzone tributo alle vittime della mafia, Falcone e Borsellino. Migliaia di ragazzi in piazza a Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone. Hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione. I ragazzi sono stanchi del boss al potere. Un grande artista che domani sera riuscirà sicuramente ad infiammare il numeroso pubblico che giungerà da tutte le parti d'Italia alle pendici della Valle dei Templi per assistere ad un concerto che ha tutti i requisiti per entrare a far parte della storia dei grandi eventi avvenuti nella città di Agrigento.